Gruppo Veronesi è un gruppo molto importante, hanno una presenza forte nel Friuli Venezia Giulia. È una presenza forte di un gruppo serio che dà lavoro anche a tante persone, non soltanto lavoro diretto, ma anche il lavoro che viene dato ai tanti allevatori e produttori che fanno evidentemente una produzione di qualità, assicurano in termini di sicurezza alimentare un prodotto che è altrettanto di qualità e che ci permette oggettivamente di avere dei marchi che sono un fiore all'occhiello anche nell'export internazionale. Vicepresidente Bongiorno, il significato del gruppo Veronesi nel Friuli Venezia Giulia è una presenza che qui parte da questa azienda, dalla filiera, è la base della filiera. Parte da qui e da molti altri interventi di altre aziende. Il gruppo Veronesi, che è il primo gruppo in Italia da un punto di vista dell'agroalimentare, sulle filiere avicole, suinicole eccetera, devo dire che in Friuli Venezia Giulia ha degli investimenti molto molto significativi. La presenza della Presidente Serracchiani e mia qui oggi è proprio stata quella di un confronto col dottor Carlo Veronesi, con tutto il suo staff, col dottor Innocenti, proprio per cercare di consolidare la presenza del gruppo, vedere quali prospettive ci sono. Il gruppo Veronesi è presente sia con la parte legata ai mangimi, sia con quella legata proprio alla produzione, alla commercializzazione, i marchi Negroni, il marchio Aia, cioè 2 prosciuttifici su San Daniele, quindi la presenza è molto importante, molto complessa. Oggi siamo qui a delineare una linea di lavoro per i prossimi anni con loro, stiamo preparando una serie di ragionamenti assieme, moltissimi giovani agricoltori lavorano per il gruppo Veronesi, quindi sono una presenza importante, diciamo, nell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, e quindi noi dobbiamo per forza di cose avere molta attenzione a quello che stanno facendo e disegnare assieme un po' il futuro assieme a loro e assieme a molti altri player, il futuro dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia.